Buon pomeriggio e benvenuti gentili telespettatori alla Palla Luis di Roma per questa 30ª e ultima giornata del campionato di Serie B Girone C della Lega Nazionale Pallacanestro. Di fronte i padroni di casa della Luis e gli ospiti di Cesarano Scafati, squadre entrambe già qualificate per i prossimi playoff ma che devono ancora definire le rispettive posizioni in vista del post-season. Si qualificherà come quinta o come sesta Cesarano Scafati, come settima o come ottava la Luis. La partita è già cominciata con la palla a 2 lanciata in area dall'arbitro, vinta dalla Luis, che però ha subito perso la palla nel corso del primo attacco. Adesso attacca Scafati con Milnar che riceve in post basso, apre verso un compagno che gira in angolo, quindi arriva la tripla di Cucco dopo l'ottima circolazione di palla. È il primo canestro della partita, lo mette a segno la squadra ospite con il numero 19. Va subito dall'altra parte Faragalli che riceve il consegnato dalle mani di Gorrieri, quindi gira verso Rambaldi che esce dai blocchi, prende il tiro piazzato cadendo all'indietro. Primo canestro anche per la Luis che comincia subito bene in attacco dopo la prima palla persa di Gorrieri. Cucco dall'altra parte prova a giocare il pick and roll col Milnar, poi gira per Di Capua, ancora verso il numero 21 Sergio che torna ancora dal numero 9 che ha spazio per prendere la tripla a bersaglio. Seconda tripla consecutiva per gli ospiti, stavolta a segnare è Forte, 6-2. Subito vantaggio in doppia cifra per Scafati sulla Luis con due attacchi che si sono conclusi consecutivamente con due triple. Adesso tiro corto da parte di Marcon, poi tentativo di rimbalzo offensivo da parte di Gorrieri che lo ha catturato ma non ha convertito il sottomano. Quindi fallo commesso dal numero 10 ai danni dei saltatori di Scafati che potranno rimettere in campo la sfera. Rimessa che verrà battuta da Di Capua. Ottimo inizio per Cesarano Scafati, due attacchi conclusesi entrambe con due triple. 6-2 il punteggio con la Luis che ha mandato a bersaglio un solo canestro su 3 tiri tentati fino ad ora e 2 palle perse. Ricordiamo che la Luis che all'inizio di questo girone di ritorno era quasi fuori da tutti i giochi è riuscita con una straordinaria seconda parte di stagione ad andare a prendersi i playoff, mentre intanto arriva canestro e fallo da parte di Forte che andrà in lunetta per un potenziale gioco da 3 punti. Stavamo dicendo che la Luis ha disputato una grandissima seconda parte di stagione con 12 vittorie e 2 sconfitte in 14 partite, il miglior record insieme a quello di Palestrina e dell'Eurobasket battuta in casa proprio settimana scorsa, ed è riuscita straordinariamente a conquistare una giornata prima del termine del campionato matematicamente i playoff che verranno disputati, come abbiamo già ricordato, dalla squadra capitolina come settima o come ottava del tabellone. Questo significa che gli avversari potrebbero essere o Eurobasket nel caso si arrivi ottavi o una tra Palestrina e Cassino nel caso si arrivi settimi. Dall'altra parte invece ci saranno Scafati, campionato anche con alti e bassi per la squadra campana che però è comunque riuscita a mantenere una certa costanza, è andata in crescendo e alla fine ha concluso in quinta o sesta posizione, bisognerà vedere, anche se questo dipenderà anche dalle prestazioni della in più Pro Crescauri che oggi è impegnata in una partita non difficilissima e che potrebbe con una vittoria andare ad assicurarsi la partecipazione ai playoff con una quinta posizione che non significherebbe vantaggio del fattore campo ma quantomeno sfruttare il mismatch contro Palermo piuttosto che contro una tra Palestrina e Cassino. Alto tiro sbagliato della Luis con Beretta che non è riuscito a convergere il sottomano. Adesso Cucco dall'altra parte prova ad andare fino in fondo, scarica verso Milnar che prende il sottomano sotto il canestro, lo sbaglia, poi prende anche il rimbalzo offensivo, sbaglia il secondo tiro consecutivo, 2 tiri, 2 errori nella stessa azione per il numero 6. Adesso riparte la Luis, veloce in transizione, blocco di Beretta, Faragalli scarica verso Gorrieri che gira per Rambaldi, tripla a bersaglio, 9-5. Cucco va da Sergio contro Gorrieri, ancora dentro per Cucco che prende la linea di fondo, va ancora a sfidare Marcon, poi va in angolo per la tripla di Carrichiello, 12-5. Scusate, la tripla è stata messa a segno da Forte e non da Carrichiello, quindi 12 punti segnati da Cesarano Scafati, partita alla grande nel corso di questa partita qui al Palla Luis contro la squadra di casa. Capitolini con qualche difficoltà soprattutto in difesa, che hanno già subito 3 tiri dalla linea del tiro da 3 punti, oltre ad un gioco da 3 punti sempre effettuato da
forte. Già 9 punti per il numero 9 della squadra ospite, che adesso però deve difendersi. Faragalli verso Rambaldi, finta sul primo passo contro un avversario, va da Corrieri, quindi Marcon dentro per Beretta, che riesce in qualche modo a convertire a canestro dopo il primo errore. Ha agguantato l'ennesimo rimbalzo offensivo di questa partita per la Luis, che è come sempre pericolosissima nel pitturato. Beretta adesso costantemente in campo dopo l'uscita di Ramenghi per problemi di falli. Beretta che va a prendere il rimbalzo difensivo, anche se poi la palla viene sporcata da Milnar, che è anche l'ultimo a toccare. Rimessa per gli uomini di coach Paccarie, che si schierano dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi in tenuta bianca. Classico completo invece giallo-blu per gli ospiti di Cesarano Scafati. Avanti 12-7, ma che adesso devono difendere dopo questa palla persa. Marcon, blocco da parte di Beretta, passa a destra sul pick and roll il numero 12, va ancora a pescare il numero 15 che però sbaglia l'aggancio. Alla fine fallo commesso da Marconi, il recupero su Cucco, e quindi rimessa per Cesarano Scafati, che difende ancora molto bene su questa azione da pick and roll classica della Luis. Terzo fallo per la squadra di casa, uno solo commesso dagli ospiti. La rimette in campo Di Capua, è lui a guidare l'azione offensiva. Gioca il numero 5 come playmaker, ora passaggio schiacciato verso Cucco, che va fino in fondo e in contropiede attaccando nei primi secondi dell'azione. Beffa la difesa della Luis, appoggiando a canestro il 14-7. Luis doppiata in questo inizio di partita. Marcon prova ad andare fino in fondo, finta sul marcatore, riesce quasi ad appoggiare un canestro a tabellone che però esce, quindi altro errore al tiro per la squadra capitolina, che adesso deve difendere con Cucco pescato ancora in mezzo, stoppata da parte di Marcon, che si ripaga subito dopo l'errore commesso in zona d'attacco. Rambaldi senza ritmo prende la tripla, 14-10. Azione da manuale della Luis con una stoppata in transizione di Marcon, che ha poi aperto subito l'azione offensiva. Rambaldi ha punito la difesa campana con una tripla con ritmo, anche se da molto lontano. Pick and roll giocato tra Milner e Di Cucco con il numero 6 che prova a pescare Di Capua fino in fondo anche lui. 14-12. Intanto c'è un time out chiamato da coach Paccarie, che su questa azione chiedeva i plateali passi. Quando mancano 5 minuti e 5 secondi alla fine di questo primo quarto, punteggio fisso sul 16-10 per Cesarano Scafati in casa della Luis. A Piazza Mancini gli uomini di coach Paccarie sono partiti in sordina, subendo un po' troppi punti dal palleggio degli avversari, molto bravi a penetrare e a battere nei primi secondi dell'azione i difensori in maglia bianca. Time out chiamato dal coach capitolino, che adesso cerca di riorganizzare la manovra offensiva. Intanto fallo da parte di Cucco su Faragalli. Ci sarà una rimessa in zona offensiva per la Luis, secondo fallo della partita per Cesarano Scafati, e adesso Paccarie ha messo in campo il numero 9, ovvero Scuderi, nel tentativo di abbassare il quintetto. Da centro gioca Beretta e non Ramenghi, uscito anzitempo a causa di problemi di falli. Gorrieri numero 4, il playmaker è Faragalli, che adesso riceve la sfera. 13 secondi sull'azione offensiva con la Luis, che prova subito a far circolare il pallone verso Scuderi, che apre in angolo verso Faragalli, che ha però appestato la linea laterale. Quindi altra palla persa in attacco per la Luis. Non sembra aver cambiato le cose il time out chiamato da coach Paccarie. Adesso Faragalli difende alto su Di Capua, che porta la palla dall'altra parte del campo, quindi blocco da parte del numero 15 Malpede, che consegna nelle mani di Forte, poi dentro verso Milnar, attivissimo sotto canestro. Altro fallo commesso da danni del numero 6 del pitturato temibilissima Cesarano Scafati, che adesso andrà in lunetta sempre con Milnar per 2 tiri liberi. Primo tiro libero della numero 6 a bersaglio, seconda opportunità per Milnar, il veterano di questa squadra. 2 su 2 per il numero 6, punteggio di 18-10, doppia cifra di vantaggio sfiorata da Cesarano Scafati, avanti di 8, punteggio già alto quando mancano poco più di 4 minuti alla fine di questo primo quarto. Scuderi, blocco da parte di Beretta, passa a sinistra sul pick and roll, prova a scaricare verso Faragalli, tripla con spazio a bersaglio
18-13. Prova a tornare a contatto la Luis con un canestro che interrompe le 3 palle perse consecutive. Di Capua contro Faragalli, non gioca il pick and roll con i compagni, preferisce andare dal numero 15 Malpede che esce dai blocchi, quindi va in post basso da Sergio. Milnar, palla in angolo per Forte, tripla con spazio a bersaglio, 21-13. Scusate. Faragalli verso Beretta che apre in angolo per Rambaldi, catch and shoot da 3, altra tripla del numero 14 che prova a mettersi in ritmo con i piedi dietro l'arco, risponde subito attaccando nei primi secondi dell'azione la Luis, sotto di 5 contro Scafati, punteggio altissimo nel corso di questo primo quarto. Milnar, grande circolazione di palla, tripla da parte di Sergio, lunga sul secondo ferro, rimbalzo offensivo ancora di Milnar, extra pass per Cesarano Scafati che adesso gioca con la fiducia di chi finora ha attaccato con altissime percentuali, prova ad andare fino in fondo. Di Capua, passaggio schiacciato verso Milnar e altro capolavoro dell'attacco giallo-blu. 23-15, torna a +8 la squadra campana. Luis che non riesce a trovare la chiave di volta in difesa. Gorrieri riceve da Faragalli, prova a schiacciare verso Scuderi che dà ancora la palla dentro per il numero 20 che col penetra scarica va ancora da Faragalli. Fallo commesso ai danni del numero 4, terzo fallo per Cesarano Scafati. 4 falli invece commessi dalla Luis che dal prossimo sarà in bonus. Adesso però la rimessa è per la squadra capitolina. 14 secondi sul cronometro dell'azione offensiva per Rambaldi e compagni, col numero 14 che finta la tripla, la prende dopo aver fatto saltare l'avversario, la sbaglia, poi a rimbalzo tocca a Beretta che aveva catturato appunto il rimbalzo offensivo, non riesce però a controllarlo e possesso che passa ai gialloblu che hanno oggi la possibilità di riportarsi al quinto posto, anche se non dipende esclusivamente dalla loro prestazione, visto che anche in caso di vittoria bisognerà che la in più Progress Cauri al momento quinta in classifica a pari merito con un record di 17 vittorie e 10 sconfitte perda nella partita in cui è impegnata. Intanto canestro ancora da parte di Milner e primo vantaggio in doppia cifra della partita per una delle due squadre. È Scafati avanti 25-15. Scuderi va da Beretta che finta il tiro da 2, torna ancora dal numero 9 che prende la tripla con spazio a bersaglio, 25-18. Subito dall'altra parte con Sergio che prova a sfidare spalla canestro contro Rambaldi, quindi Milan ancora in post basso contro Beretta, prende il tiro da 2 cadendo all'indietro, 25-20. Faragalli, blocco da parte di Beretta, va ancora da Rambaldi, ennesima tripla dall'angolo a bersaglio, anche questa, 4 triple su 4 tentativi per Rambaldi che tiene in piedi la Luis. Punteggio altissimo qui a Piazza Mancini con la Cesarano Scafati che non molla in attacco, si tira con percentuali altissime. Sergio contro Gorrieri, prova a fare tutto da solo, poi va in angolo ancora da Di Capo che prende la tripla corta sul primo ferro, ennesimo rimbalzo offensivo da parte di Milnar, step out che però non viene raccolto, recupera la Luis dopo la palla persa da parte di Scafati. Faragalli con spazio, ennesima tripla stavolta sbagliata, rimbalzo lungo di Forte che guida anche la transizione. Adesso prova a ragionare Di Capua facendo calare il ritmo, sbaglia canestro contro Faragalli, blocco da parte del numero 15, prova ad andare fino in fondo Di Capua e appoggia a canestro altri 2 punti passando a sinistra sul pick and roll giocato con Malpede. Faragalli, non c'è il blocco da parte di Beretta, Faragalli allora va da Scuderi, taglio da parte di Rambaldi, Scuderi subisce fallo, è il quarto anche di Scafati, mentre si prepara a tornare in campo Chiatti per la Luis, esce proprio Faragalli, quindi cambio tra i 2 playmaker. (14 secondi sul cronometro dell'azione offensiva per la Luis che batte la rimessa in questo momento. Scuderi contro Forte, blocco da parte di Beretta, passa a destra sul pick and roll Scuderi che prova ancora a affrontare spalla canestro la difesa avversaria, poi c'è spazio per la tripla di Gorrieri che però la sbaglia, tripla presa con ritmo, spinta poi a rimbalzo, spinta da parte di Rambaldi
e fallo che manda in lunetta Cesarano Scafati, visto che la Luis ha raggiunto il bonus. 29-21 il parziale, con Malpede mandato in lunetta che ha la possibilità di riportare in doppia cifra di vantaggio Scafati. A segno il primo tentativo, si prepara al secondo. A bersaglio anche questo. Intanto cambio nelle file degli ospiti, dentro Marco, fuori di Capua, e palla Luis con Chiatti adesso che gioca da playmaker al posto di Faragalli. Non c'è spazio in campo né per Amenghi né per Marcon, con Scuderi e Beretta al loro posto. Gorrieri verso Scuderi, c'è il blocco da parte del numero 20, poi va da Beretta, quindi Chiatti prova a fare tutto da solo, prende il jumper in sospensione, lo sbaglia, corto, rimbalzo difensivo da parte della retroguardia di Scafati che guida la transizione, blocco da parte del numero 21 che concede spazio a Forte che va fino in fondo, grande canestro proprio sulla sirena, e 33-21 è anche il risultato con cui si chiude questo primo quarto. 33-21 il punteggio con cui si è chiuso il primo quarto, 33-21 a favore di Scafati. Attacco per il momento straordinario da parte della squadra campana, che è riuscita a tirare con delle percentuali altissime. Luis che non ha trovato la chiave di volta in difesa e che ha subito moltissimi punti soprattutto nell'ultima parte del primo parziale. Adesso secondo quarto con le squadre schierate con le stesse disposizioni in campo. Primo possesso di questo secondo periodo per Scafati, con Cucco che gioca da playmaker contro Scuderi. Ha delle difficoltà a superare la linea di centrocampo a causa del pressing da parte del numero 9, che poi stava per procurare una palla persa che però non si materializza perché c'è fallo di Gorrieri commesso ai danni del numero 15 Malpede, e quindi rimessa per Scafati, che però non è sembrata molto lesta in questo avvio di secondo periodo. 15 secondi sul cronometro dell'azione offensiva per i giallo-blu. Cucco, blocco da parte di Dieye. Cucco prova ad andare fino in fondo, poi la penetra e scarica verso Malpede che gira per il numero 14, ancora extra pass in direzione di Cucco che prende la tripla con spazio, la mette a bersaglio. Ancora straordinario l'attacco di Scafati, che sta producendo un numero di punti elevatissimo, 33 nel solo primo quarto. Siamo adesso a 36 dopo questa tripla. Rambaldi esce dai blocchi verso Scuderi che prova a prendere la linea di fondo. L'arbitro fischia perché c'è stato un fallo in partenza sul numero 9, fallo commesso prima del movimento di tiro, quindi solo rimessa per la Luis, che avrà 11 secondi per attaccare il canestro di Scafati. Rambaldi batte la rimessa, poco spazio, va verso Beretta, quindi consegnato nelle mani di Chiatti che prova a sfruttare ancora il blocco del numero 15, passa a destra sul pick and roll, poi scarica verso Gorrieri che rifiuta il tiro piazzato, tenta la penetrazione ma ci sono passi in partenza tra le proteste del pubblico della Luis per questa decisione presa dall'arbitro. Rimessa da parte di Forte che gira per Di Capua, ancora pressing altissimo da parte di Scuderi, va verso Dieye, consegnato nelle mani di Forte, blocco da parte del numero 15 Malpede, prova a girarlo Forte che va ancora da Malpede, quindi gira la palla verso Dieye, tiro piazzato del numero 2, canestro 38-21. Chiatti contro il numero 14 Marco, prova a sfidarlo, spalla a canestro, prende l'isolamento, Chiatti cerca di andare fino in fondo, appoggia tabellone 2 punti che però non entrano, c'è comunque fallo, andrà in lunetta per 2 tiri liberi, gioco da 3 punti sfiorato da parte di Chiatti che prova comunque a riportare sotto l'attacco della Luis, ancora fermo a 0 punti nel corso di questo secondo quarto, con il risultato sul 38-21 per Scafati che ha già 17 punti di vantaggio, con una percentuale dal tiro offensivo record e un primo quarto a punteggio altissimo.
Luis in lunetta con Chiatti che segna il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione. Secondo tentativo dalla lunetta per il numero 6, che è in generale un buon tiratore di liberi. Sbaglia però il secondo, lungo sul secondo ferro. Rimbalzo conquistato da Sergio che va verso Di Capua. C'è il blocco da parte di Yeye che adesso si posiziona sulla sinistra. Di Capua prova a consegnare nelle mani di Malpede. C'è fallo commesso da Chiatti ai danni di Sergio che provava a prendere posizione in post basso. Secondo fallo di questa seconda frazione di gioco per la Luis, e rimessa per Scafati che attacca ancora con grande continuità e grande intensità. Ancora seduti in panchina Ramenghi e Faragalli, mentre è tornato in campo Marcon al posto di Rambaldi. Rimessa per Cesarano Scafati con Sergio che va da Di Capua. C'è spazio per Dieye, preferisce andare in isolamento Di Capua contro Scuderi. Adesso va da Sergio che finta il tiro da 3, prova a penetrare, gioca in post basso contro Marcon, tiro cadendo all'indietro, fadeaway sbagliato, poi ancora extra pass dopo il rimbalzo offensivo catturato da Dieye che adesso prova a favorire il doppio blocco per il passaggio di Di Capua sul pick and roll a sinistra. Palla persa di Scafati, contropiede della Luis, canestro e fallo, 38-24. Tiro libero supplementare per Marcon che ha la possibilità di completare il gioco da 3 punti. 38-24 il parziale per Cesarano Scafati, partita fortissima del primo quarto con incredibili percentuali al tiro. Adesso tiro libero per Marcon, mentre qualche discussione tra i due coach e l'arbitro. Marcon dalla lunetta e il gioco da 3 punti completato. 38-25, meno 13. Luis ancora sotto in doppia cifra, attacca Scafati con Sergio, palla persa, la recupera da dietro Scuderi, poi l'ultimo tocco è sempre di Sergio e palla alla Luis che riesce a neutralizzare il tentativo di attacco della squadra ospite. Prova ad aumentare l'intensità e il pressing difensivo coach Paccarie che ha rimesso in campo Marcon, mentre è entrato sul parquet del Palaluis per la prima volta il numero 16 Bristot. Chiatti verso Scuderi, ancora Bristot, ottima circolazione di palla con Marcon che va in angolo da Scuderi, finta il tiro da 3, prova a penetrare, quindi scarica per Chiatti, ancora passaggio di ritorno per Scuderi che prende la tripla. Grande circolazione di palla, grande azione della Luis, attacco da manuale. 38-28, meno 10 per i capitolini che provano a reagire. Passaggio consegnato di Millar nelle mani di Di Capua che va in post basso da Sergio che fa saltare un avversario, poi la sottomano viene sbagliato, quindi contropiede della Luis dopo aver conquistato il rimbalzo difensivo. Marcon lanciato viene fermato fallosamente. È il quarto fallo da parte di Cesarano Scafati che, anzi il quinto fallo, scusate, di Cesarano Scafati che manda in lunetta lo stesso Marcon. E adesso la Luis può appoggiarsi al bonus già raggiunto anzitempo dalla squadra campana che ha concluso, ricordiamo, il primo tempo, il primo quarto, avanti 33-21. Sì, è una partita di Lega con uno dei reporter. Secondo tiro libero di Marcon dopo il primo realizzato, questo sbagliato. Rimbalzo conquistato da Milnar verso Di Capua contro Scuderi, poco movimento nell'attacco di Scafati. Adesso si va ancora da Sergio che viene a prendere la palla addirittura sulla punta dell'area. Sergio prova ad andare fino in fondo, prende il contatto, sbaglia però il tiro.
rimbalzo difensivo catturato da Beretta, transizione veloce, Chiatti va ancora da Scuderi, blocco di Beretta, sbaglia poi il passaggio Scuderi, palla persa, contropiede di Scafati con Sergio lanciato a canestro, sbaglia l'ennesimo appoggio a tabellone e adesso c'è la possibilità per la Luis di tornare a -7 o addirittura a -6. Scuderi verso Beretta che prende il tiro piazzato con i piedi per terra, sbaglia sul secondo ferro questo tiro che consente a Scafati di riorganizzare ancora l'azione offensiva. Di Capua, blocco da parte di Milner, palla sta a destra sul piccherone, il numero 5 Di Capua, c'è libero in angolo Sergio con spazio, prende la tripla sbagliata ma c'è fallo sul tiro da 3 e 3 tentativi dalla lunetta in arrivo per Scafati. Così il giorno dopo non abbiamo neanche il lavoro in più da spiegare e soprattutto così abbiamo pure l'articolo fatto. Primo dei 3 tiri liberi per Sergio a bersaglio, torna in doppia cifra di vantaggio Scafati che ha la possibilità di ricacciare indietro la Luis. Secondo tiro libero a bersaglio di Sergio, autore di una grandissima prestazione in attacco. Terzo dei 3 tentativi, assegno anche questo, un plan per Sergio dalla lunetta, 3 su 3, 41-29, torna a -12 la Luis che aveva provato una mini break con una reazione che però è stata subito ricacciata indietro da Scafati. Bristot gira sulla destra verso Scuderi, blocco da parte di Ramenghi, tornato in campo, Scuderi va da Marcon, finta il tiro da 3, poi fa saltare un avversario, torna ancora da Scuderi, 7 secondi, 6 alla fine di questa azione, Chiatti prende la tripla dopo la finta, sbaglia il tiro, rimbalzo offensivo di Bristot per Scuderi che alla fine in qualche modo converge, 41-31. Di Capua per Sergio che va dalla compagno con il numero 14, torna ancora la palla nelle mani del numero 21, quindi forte verso Milner che prende addirittura il tiro da 3, è un vero e proprio mattone, ma il rimbalzo fortunato di Capua permette l'extra pass al Cesarano Scafati che però sbaglia la seconda tripla consecutiva dell'azione. Chiatti verso Scuderi, fermato fallosamente, spedito in lunetta il numero 9. Primo tiro libero per Scuderi, sbagliato. Secondo tiro libero per il numero 9. Stavolta a segno, 41-32. E rimessa per gli ospiti. Torna dentro Rambaldi con coach Paccarè che toglie Scuderi. Tornano i titolari con Bristot al posto di Beretta in quintetto più basso, senza nemmeno Corrieri da giocare da ala grande. Intanto ottimo canestro da parte di Milner che tiene il contatto su Ramenghi e converge l'appoggio al tabellone. Chiatti verso Bristot che gira sulla destra per Marcon, può sfruttare il mismatch, c'è il blocco da parte di Ramenghi, Marcon in angolo verso Chiatti che pesta la linea laterale. È la seconda volta che arriva questo errore per l'attacco della Luis. Prima Faragalli, adesso Chiatti. In difficoltà il quintetto offensivo di coach Paccarè con Scafati che ha sicuramente calato la produzione offensiva ma che è avanti ancora 43-32 e l'inerzia che sembrava dover passare dagli ospiti ai padroni di casa per il momento non ha prodotto un parziale significativo. Ancora doppia cifra di svantaggio per la Luis e tentativo di break interrotto dai campani, soprattutto grazie a Sergio e a Milner, più volte decisivi in attacco. Si va ancora in post basso per Sergio
che può sfruttare il mismatch contro Bristrot. Passaggio schiacciato verso Milnar, 45-32. Chiatti guida la transizione. Marcon, poco movimento nell'attacco della Lewis. Chiatti adesso va da Rambaldi che prende la tripla senza spazio, senza ritmo, sbagliata. Rimbalzo catturato da Milnar, grandissima prestazione del pitturato sia in attacco che in difesa. E adesso Scafati prova a costruire l'ennesimo attacco vincente di questa, per il momento, partita pressoché perfetta per quanto riguarda almeno il primo tempo. Milnar gioca in post basso, mette il tiro cadendo all'indietro, altro canestro. Milnar immarcabile dal post basso, 47-32, time out chiamato da Paccarie. 47-32 il parziale in favore di Scafati qui alla Palla Lewis di Roma, con però la squadra ospite che è già in bonus di falli da almeno qualche minuto. Lewis che però è stata immediatamente ricacciata indietro dopo un tentativo di parziale. Un mini break di 5-0 della squadra di coach Paccarie, che ha subito ancora l'esplosività in attacco degli ospiti. Adesso però tornano a segnare i capitolini con Ramegni che schiaccia sul bellissimo passaggio di Chiatti. Di Capua arriva l'uscita dai blocchi da parte di Marco contro Rambaldi, va da Sergio in post medio contro Bristot, si avvicina a canestro sfruttando il piede perno, poi ottima circolazione Milnar, grande finta su Ramenghi, poi passaggio sbagliato verso Sergio e fallo commesso proprio dal numero 21 sul tentativo di recupero palla della Lewis, che avrà adesso ancora la possibilità di gestire questa azione offensiva. Bristot rimette la palla sul parquet del Palla Lewis con Chiatti a guidare l'attacco della squadra di coach Paccarie. Ancora Bristot prova ad aprire in angolo verso Marcon, che però sbaglia il passaggio in direzione di Ramenghi. Arriva l'anticipo di Malpede che concede comunque la rimessa in zona offensiva per la Lewis, che ha 17 secondi sul cronometro dell'azione per poter pungere la difesa di Scafati. Chiatti può sfruttare il mismatch contro Marco, preferisce andare ancora da Marcon, sempre per Chiatti. Pick and roll giocato con Bristot, va fino in fondo Chiatti che poi alza la parabola verso Ramenghi, canestro e fallo, e andrà in lunetta il numero 10 per completare il gioco da 3 punti. Siamo 55. Ramenghi lunetta per completare il gioco da 3 punti che riporterebbe la Lewis a meno 10. Canestro però sbagliato, letteralmente sputato dal ferro, e a rimbalzo catturato dall'eterno Milnar. Partita straordinaria per il numero 6. Sergio torna da Di Capua, attacco con poco movimento di Scafati, blocco da parte di Sergio con Capua che passa a destra sul pick and roll, poi però va a trascinarsi la palla letteralmente fuori pestando la linea laterale. E adesso questa palla persa di Scafati diventa il preludio per il pubblico della Lewis per assistere ad una sperata rimonta, anche se per il momento rimane con un vantaggio quantomeno netto la squadra ospite, che sostituisce Milnar e fa tornare in campo il numero 9 Forte. Chiatti proprio contro Forte, va da Marcon, mismatch contro il numero 14 Marco. Ramenghi verso Chiatti, quindi Marcon, tripla in angolo con spazio, sbagliata, rimbalzo lungo da parte della difesa di Scafati. A guidare la transizione è Di Capua contro Marcon, blocco da parte di Sergio. Di Capua dentro, vede il taglio da parte di Malpede che appoggia tabellone, altri 2 punti. Attacco di Scafati che tira col 55% e Lewis che ha qualche difficoltà a contenere i lunghi avversari. Marcon adesso ha poco spazio, in qualche modo riesce a tirare, sbaglia però il tocco in sospensione. Alla fine Scafati stava per commettere un pasticcio che poi rimedia, perché l'ultimo tocco è di Marcon, con l'arbitro che assegna la rimessa ai giallo-blu. Di Capua
Esce dai blocchi Sergio, che va a consegnare nelle mani di Forte, quindi tripla presa da Di Capua, 52-36. 16 punti di scatto tra le due squadre, secondo massimo vantaggio per Cesarano Scafati, che era arrivata anche a più 17. Ramenghi adesso, passaggio schiacciato verso Rambaldi, che prende il jumper con spazio, tiro da 2 a canestro. Luisa, che nonostante una buona produzione offensiva non tiene gli avversari in difesa. Attacco di Scafati, che tira con percentuali altissime. Sergio verso Di Capua, c'è spazio verso il numero 14 Marco, prende ancora la tripla Di Capua, seconda consecutiva. Inarrestabile l'attacco della squadra campana, che adesso deve difendersi. Blocco di Ramenghi per Chiatti, che passa a destra sul pick and roll, sbaglia il tiro, rimbalzo offensivo di Marcon. Altri 2 punti per la Luis, che non ha sicuramente nell'attacco il problema, ha però delle difficoltà evidenti in difesa. Di Capua verso Sergio, che va in angolo da Marco, passaggio schiacciato ancora per Sergio, dentro verso Malpede, che stava per perdere il pallone, lo recupera Forte, che ha preso la tripla dopo una palleggio, tripla sbagliata. Rimbalzo lungo di Ramenghi, la transizione alla guida Chiatti, che aspetta l'uscita dai blocchi di Rambaldi contro Di Capua, va da Bristot, apre ancora dietro i piedi dall'arco con Chiatti, che va da Marcon, quindi Ramenghi, che alla fine segna, anche se il pubblico della Luis voleva anche il fallo. Altri 2 punti, 8 consecutivi dell'attacco della Luis. Dall'altra parte Scafati tiene, poi Di Capua sbaglia il tiro in sospensione, rimbalzo offensivo che non viene catturato, poi non c'è tempo per l'attacco della Luis. Finisce qui il primo tempo, si va a riposo 55-42 col vantaggio ampio di Scafati. Le squadre tornano sul parquet del Pala Luis per questo terzo quarto della partita tra Luis e Cesarano Scafati, che dopo il primo tempo si è chiusa 55-42 in favore degli ospiti che hanno avuto una media. Intanto c'è il primo canestro del terzo quarto della Luis grazie a Ramenghi, che ha messo il sottomano. Dicevamo, Cesarano Scafati ha avuto una media realizzativa straordinaria, con un attacco che è viaggiato oltre il 55% dal campo. Intanto brutta palla persa da parte dei gialloblu, con Sergio che ha sbagliato il passaggio in angolo dove era posizionato Di Capua. 55-44 dopo il primo canestro del primo tempo ad opera dei capitolini grazie a Ramenghi. E adesso transizione guidata da Faragalli, blocco da parte di Ramenghi, spazio per il numero 4 che pesca Rambaldi sotto canestro. 46-55 e tiro libero supplementare. Tiro libero per Rambaldi, che può andare a completare il gioco da 3 punti. A bersaglio la realizzazione del numero 14, con la Luis che parte subito 5-0 e torna sotto la doppia cifra di svantaggio. Sergio contro Ramenghi, aspetta l'uscita dai blocchi di Capo, ha raddoppiato bene da Marcon, poi preferisce il consegnato nelle mani di Cucco, che gioca ancora il pick and roll con il numero 21 Sergio, che non riesce ad alzarsi per andare ad appoggiare a canestro quello che sarebbe stato un sicuro appoggio al tabellone, ma che comunque ottiene 2 tiri liberi e quindi è spedito in lunetta dalla difesa della Luis. Primo tentativo a segno per Sergio, secondo tiro libero per il numero 21, a segno anche questo, 100% dalla lunetta per l'ala grande della squadra ospite. Faragalli va in angolo da Rambaldi, dai, vai col numero 4 che poi va da Marcon. Rambaldi, l'uscita dai blocchi, prende la tripla cortissima, la palla diventa un assist per Beretta, che converge. Altro canestro della Luis, 3 azioni offensive, 3 canestri per la squadra capitolina nel corso di questo terzo quarto. E adesso Scafati attacca con Di Capua, blocco da parte di Milnar, cerca di aggirare il raddoppio di Marcon. Sergio apre ancora per il Milnar, tiro piazzato cadendo all'indietro, jumper a segno letale dalla media distanza il numero 6, che riporta in doppia cifra con il più 10 sul tabellino
Scafati, doppia finta di Rambaldi sul tiro, poi pesca Beretta, quindi Faragalli prende il tiro da 2, lo realizza ancora. Attacchi meglio delle difese anche nel corso di questo inizio di primo tempo, con percentuali altissime. La Lewis in 4 azioni ha realizzato 4 canestri per un totale di 9 punti. Intanto fallo commesso ai danni di Cucco, che invece il pubblico della Lewis voleva aver pestato la linea di fondo. Non è questa però la decisione dell'arbitro, e concede invece rimessa in zona offensiva alla squadra ospite, che la va a battere in questo momento con Di Capua che apre per Sergio, passaggio schiacciato verso Forte in post basso per Milnar, penetra e scarica per la tripla con spazio da parte di Cucco, sputata letteralmente dal ferro, rimbalzo lungo di Beretta, transizione veloce e alley-oop di Marcon per Ramenghi, 59-53. Torna a -6 la Lewis, che ha il 100% in attacco, con 5 canestri su 5 azioni nel corso di questo primo tempo. Intanto grandissima girata con la mano destra di Milnar, ancora straordinario sotto canestro nel pitturato. Faragalli per Ramenghi, che vede in angolo Rambaldi, che può prendere la tripla con Milnar che raddoppia su di lui. Ottima copertura su questo tentativo di tiro dietro la linea del tiro da 3, poi transizione veloce e Scafati non perdona. Di Capua, tripla per lui, 64-53. Difese che non tengono gli attacki, partita che si preannuncia a punteggio altissimo. Blocco di Ramenghi verso Faragalli, che passa a destra, poi ancora la palla per Ramenghi, che appoggia a canestro altri 2 punti dopo il passaggio schiacciato di Rambaldi. Scusate, Cucco verso Sergio, uscito dai blocchi da parte di Forte, che prova a sfruttare appunto il pick and roll giocato con Sergio, poi si va in post basso da Milnar, che va ancora da Forte, che finta il tiro da 3, prende quello da 2, sbagliato. Rimbalzo lungo di Ramenghi, Faragalli verso Marcon, Rambaldi prende la linea di fondo e segna altri 2 punti, 64-57. Torna a -7 la Lewis, con un attacco che non sbaglia mai. Rientra intanto in campo Beretta, quintetto lungo per coach Paccarie, che ormai preferisce la coppia di centri alla coppiata invece centro alla grande, con Gorrieri che è diversi minuti che non mette piede sulla parquet di Piazza Mancini. Cucco contro Faragalli, Picarol rifiutato con Sergio. Cucco adesso va da Di Capua in uscita dai blocchi, che sfrutta Ramenghi, sfrutta anche il mismatch, era più veloce e infatti lo batte sull'arresto e tiro. A bersaglio anche questo canestro dalla media distanza e torna sulla +9 la squadra ospite. Faragalli passa a sinistra sul piccaro con Ramenghi, poi schiaccia verso Marcon, penetra scarica verso Faragalli, che prende la tripla sbagliata. Rimbalzo lungo catturato da Miller, che però sbaglia e concede la palla a Marcon, che invece non fallisce il comodo sottomano del 66-57. Blocco di Sergio con Cucco che va fino in fondo, 68-59. Faragalli non sbagliano mai gli attacchi nel corso di questo terzo quarto, punteggio altissimo, potremmo anche arrivare a quota 100 nel corso di questo match. Beretta sbaglia il passaggio al centro verso Ramenghi, poi recupera Faragalli, ma seconda palla persa consecutiva perché l'apertura in angolo verso Marcon viene fermata dall'intervento di Milnar. Cucco, blocco da parte di Sergio, pick and pop giocato col numero 21 che rifiuta il tiro, va ancora da Forte, quindi Milnar cadendo all'indietro prova il tiro in sospensione sbagliato. Ennesimo rimbalzo offensivo. Di Capua passa a destra sul pick and roll, prende la tripla corta sul primo ferro. Rimbalzo di Marcon, velocissimo dall'altra parte, Marcon per Rambaldi, catch and shoot, tiro da 3 punti sbagliato. Grande rimbalzo di Beretta, ma l'arbitro ha visto una spinta da parte di un giocatore di Cesarano Scafati col taglio fuori giudicato falloso, e quindi Lewis che viene mandata in lunetta, anche se
ci sarà la possibilità per Rambaldi di primo tirare questo tiro libero e poi di andare a battere la rimessa. Fallo tecnico con l'arbitro che ha preso questa decisione quando invece si pensava ad una spinta sotto canestro e quindi a 2 tiri liberi per Beretta. Esce intanto Marcon. Rambaldi batte la rimessa verso Faragalli, 68-60 per Scafati con la Luisa che prova a tornare sotto. Ramenghi va fino in fondo, terzo tempo vincente, 68-62. Sotto mano del numero 10 che prova a fare la differenza del pitturato. Adesso attacca Scafati con Cucco contro Faragalli, aspetta l'uscita dai blocchi di Capua che prende il tiro in sospensione cadendo all'indietro. Fade away con spazio per un altro canestro di Scafati. Partita con punteggio altissimo, percentuali dal campo elevate per entrambe le compagini sul parquet del Palaluis. Faragalli, blocco di Beretta, gira verso Scuderi che dà a Ramenghi che può prendere il tiro dalla media distanza, lo sbaglia. Rimbalzo offensivo di Beretta che però non riesce a convertire a canestro. Sergio rifiuta la tripla, va al consegnato nelle mani di Cucco, raddoppiato da Scuderi che torna da Di Capua, evita la palla persa Scafati. Adesso però solo 8 secondi per l'azione offensiva della squadra ospite. Capua sbaglia il passaggio, volevano il tocco col piede i tifosi campani che però non vengono considerati dall'arbitro. Tripla in transizione di Rambaldi sbagliata e poi fallo sotto canestro di Sergio, spinta ai danni di Ramenghi. Torna in campo intanto Marcon e esce Rambaldi, quindi cambia poco per l'attacco di Coach Paccarie che lascia i due lunghi in campo con Beretta e Ramenghi nel pitturato. Il playmaker è Chiatti con Faragalli in panchina. Chiatti alla battuta verso Marcon che gira per Scuderi, blocco di Ramenghi, Scuderi con spazio, rifiuta il tiro, va da Ramenghi, poi ancora in post basso per Beretta che consegna nelle mani di Ramenghi. Passaggio volante per il sottomano che riporta la Luisa a contatto. Meno 6 sul 70-64. Non riesce a scappare Scafati, ma anzi recupera la squadra capitolina. Cucco prova a dare a Milnar, il passaggio viene intercettato. Poi la palla arriva in qualche modo al numero 6 che torna da Malpede. Finta sul primo tiro, poi ottima circolazione, tripla di Forte, corta sul primo ferro. Al rimbalzo ci va forte Malpede, anche se è suo l'ultimo tocco, e quindi sfera nelle mani della Luis. La rimette in campo Scuderi per Chiatti, 70-64, prova la rimonta la Luis che era andata anche sotto di 17 nel corso di questa partita. Consegnato di Beretta nelle mani di Chiatti, poi ottima circolazione per Scuderi che sfrutta il blocco di Ramenghi, quindi penetra scarica verso Marcon, poi c'è spazio per la tripla di Chiatti che la rifiuta, prende la linea di fondo, va da Beretta, ma il numero 6 ha pestato la linea di fondo e quindi palla che torna a Scafati. Se piove forte ti fermi. Se vedi che diventa impraticabile e pericoloso, non fai la telecronaca.
sei. Dove la sai? Stai con l'ombrello e l'iPad è qua. Portate l'ombrello grande, chiaramente. Rimessa battuta da Scafati con Di Capua, pressato altissimo da Scuderi. Adesso porta la palla dall'altra parte il numero 5 che torna con Sergio in quintetto. Recupero da parte di Marcon che schiaccia in contropiede per il 70-66, meno 4 e time out chiamato dagli ospiti. Un minuto e 55 secondi alla fine di questo terzo quarto. Tentativo di rimonta della Luis che da meno 17 è andata adesso sul meno 4, 70-66 per Scafati, con un terzo periodo con percentuali altissime per l'attacco della squadra capitolina. Dall'altra parte Scafati, che era partita comunque bene nella parte offensiva della parquet della Palla Luis, ha peccato negli ultimi possessi concedendo una serie di palle perse alla squadra in completo bianco che si è pericolosamente riavvicinata. Dieye consegnato nelle mani di Di Capua contro Scuderi. Di Capua cadendo all'indietro, grande canestro, prova a ristabilire le distanze la squadra campana. Blocco da parte di Beretta verso Marcon, poi passa a destra sul pick and roll. Scuderi penetra e scarica verso Marcon che prende la tripla lunga, rimbalzo offensivo catturato da Ramenghi, poi Beretta è l'ultimo a toccare, anzi l'ultimo a toccare Dieye, e quindi rimessa per la Luis che ancora una volta a rimbalzo offensivo dimostra tutte le sue qualità. Scelta decisiva quella di coach Paccaria di lasciare i due lunghi in campo. Marcon verso Ramenghi, aspetta l'uscita dai blocchi di Scuderi che gira per Chiatti contro Di Capua, blocco di Beretta. Chiatti va da Ramenghi che segna e prende il fallo, 72-68. Ramenghi, tiro libero supplementare sbagliato, poi tap out di Beretta che favorisce l'extra pass con Scuderi, blocco da parte di Ramenghi, aspetta l'arrivo di Marcon in isolamento, controforte, blocco da parte ancora di Ramenghi col due piccheroni nella stessa azione. Alla fine Chiatti prende l'isolamento contro la difesa avversaria, tiro lungo, rimbalzo offensivo di Marcon che non segna ma prende due tiri liberi che adesso la Luis ha la possibilità di riportarsi dopo due quarti sotto oltre la doppia cifra ad un solo possesso di distacco dagli ospiti, avanti 72-68, ma con la prospettiva di subire i probabili due tiri liberi di Marcon che è un ottimo tiratore dalla lunetta. Primo tiro libero a segno del numero 12. Secondo tiro libero per Marcon, 2 su 2. E quando mancano 50 secondi alla fine di questo terzo quarto, il match è in parità, con l'attacco di Scafati che si è fermato e che adesso vive di singole giocate, soprattutto di Sergio, di Milner e di Capua. Luis spietata nel rimontare questa partita, esce dai blocchi di Capua, blocco da parte di Dieye, passa a destra sul pick and roll il numero 5 che scarica per la tripla di Cucco con spazio, lunga sul secondo ferro, rimbalzo offensivo di Dieye che concede l'extra pass, 14 secondi per l'azione offensiva di Scafati che mette la tripla con Di Capua, 75-70. Prova a ricacciare dietro la Luis, la squadra ospite che deve difendersi adesso. Chiatti, fallo commesso dal numero 5 Di Capua e mandato in lunetta il numero 6 con 11 secondi sul cronometro, 11 secondi che verranno sfruttati dalla squadra campana per l'ultimo attacco, anche se è stato commesso fallo sul probabilmente miglior tiratore dei liberi della Luis. Primo tiro libero a bersaglio infatti per Chiatti, secondo tentativo dalla lunetta, 2 su 2 del numero 6.
mentre intanto torna dentro Bristot, esce Ramenghi, abbassa il quintetto coach Pacarier per cercare di fermare l'ultima azione offensiva di Cesarano Scafati, che è con Dieye in campo e con Milner a giocare da centro. Cucco prova a prendere l'isolamento, va fino in fondo, poi scarica per Dieye, tiro in sospensione sbagliato, rimbalzo di Scuderi ma non c'è più tempo. Il terzo quarto finisce 75-72 per Scafati, ma la Luis è in partita ad un solo possesso di distacco dagli avversari. Comincia il quarto e ultimo quarto della partita tra Luis e Cesarano Scafati, con gli ospiti avanti 75-72, ma con i capitolini che hanno segnato 30 punti nel solo terzo quarto e che hanno rimontato dal meno 17, portandosi ad un solo possesso di distanza dai giallo-blu, che nonostante comunque 20 punti segnati nel terzo quarto hanno aperto troppo la difesa ad un attacco di coach Pacarier trascinato soprattutto dalla prestazione del pitturato di altissimo livello di Francesco Ramenghi, che per il momento sta dando la possibilità ai compagni di essersi riavvicinati pericolosamente agli avversari. Di Cucco, pressing alto da parte di Chiatti, adesso raddoppio di Scuderi su Di Capua che va da Dieye, consegnato nelle mani ancora di Cucco che aggira il pick and roll portato dalla numero 2, quindi passaggio per Milnar che prende la linea di fondo, segna e subisce fallo. Dopo il canestro, tiro libero supplementare per Milnar, che ha la possibilità di completare il gioco da 3 punti, che infatti arriva. Milnar sicuramente il giocatore decisivo, il miglior marcatore di questa partita per il momento, con Scafati che si aggrappa alle prestazioni del suo centro. Quintetto lungo ancora in campo per coach Pacarier con 2 centri di ruolo, Ramenghi e Beretta. Adesso pick and roll giocato da Chiatti e Ramenghi col numero 6 che va ancora dal numero 10, che non riesce però a convertire il canestro nel pitturato. Spalle al tabellone, è stato comunque tenuto molto bene da Milnar, che prende il rimbalzo e permette la transizione offensiva guidata da Cucco. C'è Malpede nell'angolo, Cucco sfrutta il blocco ancora di Milnar, adesso va dal numero 15, palla rubata di Marconne, seconda schiacciata in campo aperto per il 78-74. Brutta palla persa di Scafati e Marconne riavvicina la Luis, minacciosa sui campani. Dieye perde ancora la sfera, poi forse commette fallo, l'arbitro però non fischia. Alla fine l'ultimo tocco è di Marconne che pesta la linea laterale con la palla in mano, tra le proteste del pubblico della Luis. (12 secondi sul cronometro dell'azione offensiva per Scafati, che attacca con Cucco contro Scuderi. Cucco passa a destra sul pick and roll giocato con Milnar, apre in angolo per la tripla di Forte, sbagliata, rimbalzo offensivo di Milnar che però non controlla, la prende Chiatti che alla fine pesta ancora la linea laterale e rimessa per Cesarano Scafati. Rimessa in campo per Scafati, capo per Cucco, blocco di Milnar che prende posizione al centro dell'area. Milnar finta il tiro da 3, finta anche quello da 2, apre per Di Capua, tripla sbagliata, rimbalzo lungo però di Forte che permette l'extra pass, ancora palla nelle mani di Cucco, doppia opzione sul pick and roll, passa a sinistra contro Marcon, step back, tiro da 3 ancora sbagliato, stavolta però il rimbalzo lo prende Ramenghi. Scuderi guida la transizione, Scuderi fino in fondo verso Marcon, servito sotto canestro, converge 2 punti e la Luis è ad un solo possesso di distacco sul 78-76 per gli ospiti. Di Cucco prova ad andare fino in fondo e va ancora ad appoggiare 2 punti al tabellone. Ottima penetrazione da parte del numero 79. Chiatti
per Beretta, ancora consegnato nelle mani di Chiatti, blocco del numero 15, c'è spazio per il tiro del numero 6 che va però ancora da Scuderi, che prende la linea di fondo, penetra e scarica per Marcon, che serve ancora la tripla. Scuderi dopo il passaggio dietro la schiena. 80-79, meno uno per la Luis, palla in mano a Scafati. Adesso la Luis segna sempre, blocco di Malpede per la tripla di Cucco, sbagliata, rimbalzo di Beretta, ottimo taglia fuori della difesa di coach Paccarie. Scuderi prende la tripla con ritmo nei primi secondi dell'azione, tripla sbagliata, poi rimbalzo di Marcon che sbaglia il tiro dopo il rimbalzo e alla fine c'è fallo però commesso da Ramenghi che ha spinto sotto canestro. Palla persa della Luis, che però è ormai col fiato sul collo di Scafati. Di Capua contro Scuderi, verso Malpede che aspetta l'uscita dai blocchi di Forte. Forte per Sergio, c'è il blocco da parte di Malpede. Forte spazza via Ramenghi e appoggia 2 punti a canestro. Proteste dal pubblico della Luis che voleva il fallo, ma Ramenghi era in movimento al momento di quello che non è arrivato e che invece si voleva fosse uno sfondamento. Intanto partita momentaneamente interrotta per permettere la pulizia del parquet. 82-79, un possesso pieno di vantaggio per Scafati. E partita che si avvia, se non verso i 100, quantomeno verso i 90. Anche se bisognerà vedere il numero di falli che entrambe le squadre riusciranno a collezionare, con 2 per il momento già spesi dalla Luis, 0 ancora per Scafati. Ospiti che sono molto lontani dall'andare in bonus. Rimessa di Marcon, 17 secondi sul cronometro dell'azione offensiva. C'è un fischio da parte dell'arbitro per 3 secondi difensivi. E rimessa ancora per la Luis. Marcon verso Chiatti. Gorrieri è tornato in campo. Chiatti da Beretta in post basso che sfrutta la sua fisicità contro Milnar e lo batte in gancio destro dopo aver preso posizione spalle a canestro. -1 ancora della Luis. Di Capua contro Scuderi, pressing da parte del numero 9, blocco di Malpede per Di Capua che passa a sinistra sul pick and roll, poi ancora verso Malpede che prova ad andare fino in fondo, sbaglia l'appoggio, perde la palla, la recupera Chiatti, transizione veloce, fallo commesso da Di Capua, fallo speso benissimo dalla difesa di Scafati. È solo il primo nel corso di questo quarto quarto, vantaggio di non poco conto per la squadra campana. Chiatti, Marcon esce dai blocchi, consegnato nelle sue mani, blocco di Beretta. Marcon verso Scuderi che finta il tiro da 3, prova a penetrare, fallo ai suoi danni, fallo non sul tiro, solo rimessa per la Luis, anzi no, fallo sul tiro e quindi Scuderi spedito in lunetta tra le proteste della panchina di Scafati. Time out chiamato da coach Paccaret sull'82-81 per la Luis. Sei minuti e 49 secondi sul cronometro dell'ultimo quarto in lunetta. Scuderi che pareggia la partita qua ad 82 dopo la prima realizzazione. Secondo tiro libero per il numero 9. Era una prova, scusate. Primo tiro libero per Scuderi adesso. A Bersaglio che adesso, scusate, pareggia il match a quota 82. Secondo tentativo dalla lunetta, sbagliato, non arriva il sorpasso ma c'è il rimbalzo di Beretta che poi sbaglia a convergere sotto canestro e non arriva quello che avrebbe potuto essere il primo vantaggio nel corso di questo match
per la Luis, che adesso deve difendere. Forte blocco da parte di Milnar, che adesso riceve il consegnato. Palla persa però dell'attacco campano, con Marcon che la recupera. Chiatti guida la transizione. Beretta si posiziona nel pitturato. Rambaldi, ottima circolazione, finta la tripla Scuderi che dà ancora a Rambaldi, quindi Chiatti in post basso per Beretta, anticipato, palla persa dall'altra parte per la Luis. Turnover di Milnar che va da Cucco, spazio per la tripla di Sergio che sbaglia con ritmo e poi funziona il taglia fuori della difesa di Paccarie e Scuderi anticipa il tentativo di rimbalzo offensivo di Capua, che adesso difende contro Chiatti. Dai e vai con Beretta, poi blocco da parte del numero 15, passa a sinistra sul pick and roll, Chiatti che segna 84-82, primo vantaggio Luis. Cucco contro Scuderi verso Di Capua contro Chiatti, prova ad andare a sinistra il numero 5 che segna un canestro impossibile, miracolo di Capua e anche tiro libero supplementare. In lunetta Di Capua per completare il gioco da 3 punti. Di Capua segna il tiro libero, torna in vantaggio Scafati, 3 falli a testa, si avvicina a questo punto il bonus negli ultimi minuti di partita. 4:27 alla fine, blocco di Beretta per il passaggio a sinistra di Marcon che va da Scuderi, doppio pick and roll nell'azione della Luis con Scuderi che prova ad andare fino in fondo e appoggia a tabellone, un altro importantissimo canestro. Cucco dall'altra parte, c'è poco movimento nell'attacco di Scafati, adesso esce dai blocchi di Capua, pick and roll con Milnar, fallo ai danni di Capua e il quarto della Luis che dal prossimo sarà in bonus. Di Capua per Cucco, blocco di Milnar, c'è spazio per il numero 19 che dà ancora a Milnar sotto canestro, ennesima realizzazione del numero 6, pescato ancora alla grande al centro dell'area e che occupa gli spazi nel migliore dei modi. Scuderi per Chiatti che esce dai blocchi, pick and roll giocato con Beretta, tiro da 2, ancora canestro di Chiatti. Adesso è un elastico, sorpassi e controsorpassi in questo finale di gara, partita bellissima, si rischia di andare sopra quota 100. Ora palla persa di Scafati, ma la palla rimane sempre all'attacco dei campani con Chiatti che aveva anticipato Di Capua sul passaggio di Cucco. 3 minuti e 23 secondi alla fine, 14 sul cronometro dell'azione offensiva di Scafati, sotto 88-87 dopo essere stata avanti tutta la partita. Post basso per Sergio contro Rambaldi verso Forte che finta il tiro da 3, va fino in fondo, penetrazione vincente, altri 2 punti per l'attacco campano. Chiatti contro Di Capua, consegna nelle mani di Marcon, quindi Rambaldi prende la tripla senza ritmo, sbagliata, poi rimbalzo offensivo della Luis che però non controlla. Cucco riesce a distrecarsi in mezzo al raddoppio della squadra capitolina che poi commette fallo, il quinto, e manda in lunetta Di Capua. Esce Scuderi, entra Faragalli, doppio playmaker per coach Paccarie che abbassa notevolmente il quintetto con l'unico centro Ramenghi e in pratica 4 piccoli con Marcon, Rambaldi, Chiatti e Faragalli. Dall'altra parte, al di là della prima realizzazione sui due tiri liberi di Capua, in campo Milnar
Forte, Sergio e Cucco, con il doppio playmaker del quintetto piccolo anche per il coach degli ospiti. Secondo tentativo dalla lunetta per Di Capua, che fa 2 su 2. 2 minuti e 49 secondi alla fine di questa partita. 91-88 per Scafati, quota 100 nel mirino per la squadra campana, ma anche per la Luis, che è ancora nel match. E come Ramenghi riceve da Marcon, poi in qualche modo la prende il numero 12, ma c'è poco spazio sotto canestro e alla fine lo occupa nel migliore dei modi Milnar, che fa ripartire veloce la transizione dei campani. C'è spazio per la tripla di Forte, che però la rifiuta, ed il taglio di Milnar ancora per Di Capua, che ha ancora più spazio per colpire, ma sbaglia clamorosamente una comoda tripla. Rimbalzo lungo di Marcon verso Chiatti, in angolo per Rambaldi, che viene anticipato, ma la palla torna nelle mani di Chiatti, che sbaglia la tripla con spazio e con ritmo. Poi taglia fuori che funziona nella difesa di Scafati, e commette però un errore clamoroso in palleggio. E time out chiamato da coach Paccarie, che organizza uno degli ultimi attacchi della partita. 2 minuti esatti alla fine della partita. Clamorosa palla persa di Di Capua, che consegna un possesso in zona offensiva alla Luis, che è sotto di 3 punti contro Scafati sul 91-88 per gli avversari, e con la palla in mano a Faragalli verso Rambaldi, consegnato ancora nelle mani del numero 4. Blocco di Ramenghi, gioca il pick and roll con Chiatti, che passa a sinistra, quindi penetra e scarica verso Rambaldi, che rifiuta la tripla, prende invece il sottomano sbagliato. Poi rimbalzo lungo da parte della difesa di Scafati, che in qualche modo controlla questo possesso. C'è spazio per Forte con Milnar, che prende la linea di fondo, rifiuta il passaggio Forte, che torna invece da Cucco contro Marcon. Può sfruttare il mismatch il numero 19, che è più veloce di Marcon. Va da Sergio, che perde clamorosamente un secondo possesso consecutivo, regalando un altro incredibile attacco alla Luis. E poi la situazione della partita, come ci arrivava al circolo sportivo Tevere Remo, va in scena, ok? Non devi nell'introduzione dire già come è finita o che si è svolta, ma che sta per andare in scena, come se fosse una presentazione. Rimessa per la Luis in attacco dopo 2 palle perse di Scafati. Faragalli, consegnato nelle mani del numero 4 di Ramenghi, poi mattone da 3 tirato dalla playmaker di coach Paccarie, e secondo attacco consecutivo fallito per la Luis. Adesso ha veramente in mano la palla della vittoria Scafati, con Di Capua che va fino in fondo, sbaglia l'appoggio a tabellone, rimbalzo lungo di Marcon, l'arbitro non fischia il fallo. Palla in angolo per Rambaldi, ottima circolazione, Marcon prende la tripla, 91 pari. Siamo 3 contro 5. Fallo tecnico preso dalla panchina di Scafati, con Rambaldi che va in lunetta. Nell'azione precedente è successo di tutto, col tentativo di fallo da parte di Sergio non visto dall'arbitro. Sergio che poi è caduto forse anche con un contatto con l'arbitro, e nell'azione che appunto il direttore di gara ha lasciato scorrere è arrivato il canestro del pareggio di Marcon.
e con la tripla centrale ha impattato il match a quota 91. Adesso arbitri che hanno conferito il fallo tecnico alla panchina di Scafati, con un tiro libero per Rambaldi che può veramente andare a questo punto a portare la Luis in vantaggio nel momento decisivo, con intanto Di Capua per Scafati che esce dal palazzetto e va negli spogliatoi. Non rientrerà probabilmente più a causa di un infortunio alla spalla. Tiro libero per Rambaldi a bersaglio. Secondo tiro libero per Rambaldi a bersaglio anche questo, e canestro che porta la Luis sul 93-91. Possesso per la squadra capitolina dopo l'incredibile clear pass concesso dal direttore di gara contro Scafati. Chiatti, Ramenghi, ancora per Chiatti, blocco del numero 10, passa a sinistra ma c'è una spinta di Ramenghi sul blocco irregolare e questo è un fallo che porta Scafati in lunetta, perché la Luis è in bonus. Incredibile finale di partita al Pala Luis, con adesso i campani che possono impattare il match nuovamente a quota 95. Anzi no, non ci sono due tiri liberi perché il fallo era dell'attacco della Luis e quindi non una spinta. Cucco sulla sinistra contro Faragalli, uscita dai blocchi da parte di Malpede, verso forte, palla in post basso per Milner, cadendo all'indietro, esce il canestro, poi al rimbalzo si lotta, l'ultimo tocco è di Malpede, palla alla Luis quando mancano 20 secondi alla fine di questa partita. I bianchi di coach Paccarie hanno il match in mano, ma sta per arrivare eventualmente evidentemente un fallo dell'attacco di Scafati sulla rimessa della Luis. Fallo però su Marcon, che è un ottimo tiratore di liberi. Con un 2-2 le speranze di Scafati si ridurrebbero al lumicino. In caso di un errore su due tutto rimarrebbe aperto. Primo tiro libero di Marcon sbagliato, partita che bisognerà vivere fino all'ultimo, finale thriller a Roma. Secondo tiro libero di Marcon, stavolta a bersaglio. 94-91, time out per il coach ospite, che adesso organizza un'azione offensiva con 18 secondi sul cronometro. Con il time out coach Iovino ha disegnato un'azione che dovrebbe portare ad una tripla, che è l'unica possibilità per Scafati di poter impattare questa partita, ma la Luis la gioca all'europea. Commette fallo e manda in lunetta Cucco, che è anche il miglior tiratore di liberi della squadra avversaria. Forse coach Paccaria avrebbe anche potuto lasciar tirare i giocatori ospiti. Cucco mette il primo tiro libero, sbaglia il secondo. Attenzione al rimbalzo offensivo catturato da Milner, che lo sbaglia. Ancora un rimbalzo, pasticcio da parte dei lunghi di Scafati. La palla la prende Faragalli, fallo ai danni del numero 4, ma la Luis ha rischiato tantissimo perché avrebbe potuto impattare la partita sul 94 pari e a quel punto saremmo stati veramente a qualche secondo dall'overtime Scafati. Invece in lunetta c'è Faragalli, fallo su di lui, e dopo questi due tiri liberi ci saranno 11 secondi per l'azione di Scafati. Errori ovviamente dalla lunetta esclusi. Faragalli, primo tiro libero a bersaglio. Secondo tiro libero di Faragalli, che ha la possibilità di portare la Luis sul +4. A segno, e adesso Scafati è ad un passo dalla sconfitta.
11 secondi alla fine della partita. Incredibile finale del Pala Luis, 96-92 per i padroni di casa su Scafati, dopo l'incredibile azione che avrebbe addirittura anche potuto portare Scafati al pareggio, ma il mancato controllo sul rimbalzo offensivo ha garantito il possesso a Faragalli e i 2 tiri liberi realizzati dal numero 4, che sembrano aver deciso il match, anche se non molla Scafati, prova a realizzare un canestro velocemente, battuta per Cucco che gioca il pick and roll, va da Sergio che deve prendere la tripla sbagliata, palla fuori e le speranze di Scafati terminano e si spengono evidentemente qui. 5 secondi, palla alla Luis e ci sarà evidentemente tentativo di fallo che nemmeno arriva. Si arrende Scafati, vince la Luis 96-92. Nel girone di ritorno 13 vittorie su 15 partite, si qualifica come settima squadra capitolina, sesta invece Scafati.